Adriana Iacono, scrittrice, ha scritto un libro proprio dedicato a Damarete. Questa sera qui a Montallegro, insieme ai quali ci sarà anche la narrazione della tua storia. Ecco, cosa ti ha ispirato a scrivere questo tuo scritto? Sì, è una storia molto interessante, molto bella quella di Damarete e ringrazio la pittrice Lia Piruzza per avermi invitato appunto a questo evento. È una storia bellissima perché è considerata la paladina dei diritti umani, il primo personaggio storico che si è occupata dei diritti dei bambini. Quindi dopo la battaglia di Mera nel V secolo a.C., nel 480 a.C., la battaglia vinta da Gelone, suo marito, e da Terone, suo padre, in seguito a questa vittoria gli schiavi cartaginesi sono arrivati ad Agrigento, ad Acragas e a Siracusa e continuavano con la loro tradizione di sacrificare i primogeniti al dio Baal. E Damarete ha chiesto che nel trattato di pace finale, dopo appunto la battaglia, dopo questa guerra, venisse scritto che ai cartaginesi veniva restituita la libertà se loro avessero fatto a meno dei sacrifici e quindi questo è un atto di grande sensibilità verso i bambini figli di nemici. E se pensiamo a tutto quello che succede adesso nel mondo, a Gaza e non solo, dove i bambini vengono tenuti in situazioni veramente drammatiche, il messaggio di Damarete è sicuramente molto importante, oggi più che mai. Abbiamo diciamo, unito le due forme d'arte, la scrittura, la letteratura e la pittura. Da tempi si sa che la pittura è stata diciamo, la prima espressione diciamo, dell'uomo e quindi attraverso la pittura noi interagiamo e comunichiamo. E così anche la scrittura. Quindi siamo qui a Montallegro, in questa piazza, per parlare di un evento storico che è la Principessa d'Aravete, che ha ispirato tantissimo il mio quadro. La nostra intenzione, e quindi come progetto, è quello di riportare l'opera di Damarete alla modernità e oggi più che mai la sua opera ritornerebbe utile a tutta l'umanità. Una delle prime persone che è stata sostenitrice e che ha portato avanti la causa dei bambini. In questo particolare contesto si trattava addirittura di bambini nemici e quindi vedere l'opera di Damarete che si è spesa e ha dato tutto quello che poteva dare, aiutandosi sicuramente, facendo leva sul suo potenziale, su quella che era la sua libertà innata, ma anche, se vogliamo pure aggiungerlo, anche la sua posizione comunque di regina, perché comunque quello le ha conferito sicuramente quel tocco in più che faceva in modo che le sue parole venissero ascoltate. E quindi ovviamente le sue imprese sono le sue imprese, le sue gesta, le sue comunicazioni, i suoi incontri, diciamo tutto quello che si è mosso attorno a lei è stato molto proficuo, perché praticamente senza battere ciglio, senza alzare spade, senza fare guerra è riuscita a ottenere quello che tutti ci auspicheremo possibile ottenere con il dono della comunicazione e del dialogo. E questa sera, durante questa presentazione, leggerò alcuni brani, alcuni passi del libro tra Damarete e Ada. E ci troviamo in due periodi, due epoche completamente diverse e attraverso questi due personaggi vedremo dei risvolti identici, seppur in due momenti storici molto diversi. E da cosa trae ispirazione il tuo modo di fare pittura? Io parto sempre dalla rappresentazione della realtà, ma poi chiaramente nell'elaborare poi il manufatto pittorico, ovviamente cerco di personalizzarlo e dare un tocco preciso che diciamo che dovrebbe rappresentare anche le mie esperienze e la mia esperienza passata nell'arte. Sono diversi temi che affronto, tipo quello della musica, della sinfonia, rappresentando strumenti musicali. Poi c'è anche una rappresentazione particolare del Cristo che io mi ha sempre affascinato questa figura e in questo caso ho cercato di rappresentarlo nell'espressione più profonda, proprio nell'atto in cui quasi perde le forze, messa in croce praticamente e si affida poi alla volontà divina. Questa sera c'è questo connubio tra la pittura e la scrittura e sono felicissimo che anche
i nostri artisti, tra cui Lia Piruzza in prima persona, ma anche altri artisti qua a Montallegro come Ignazio Marrella. L'altro giorno abbiamo presentato pure un talento, uno scrittore, un talento che fa poesie, che è Giuseppe Ati, e questo è importante per una comunità perché rappresenta l'identità di una comunità stessa.